Agli ordini dell'arbitro Mitrea, i cavalieri Prato schierano Guaini, Messiale, Maestorovic, Mecan, Sepe, Ragusi e Patelli capitano in mediana, Bernini, Petillo, Ruffolo in terza linea, Nifo Cavalieri seconda, Balboni, Giovanchelli e i Borsi in prima linea. La VFMCZ Rugby Rovio Delta schiera Wilson, Lubia, Menon, Van Nicker, Bacchetti, Duca, Basson, Ferro, Folla, Persico, Marani, Tumiati in seconda linea, Ceglie, Moni e Lombardi, la prima linea rosso-blu. La casacca numero 10 è ufficialmente sulle spalle di Ragusi, che parte in questo momento per muovere subito lo score. Così è, Prato più 3 quando siamo al quarto minuto del primo tempo qui al Chersoni di Iolo. Il punteggio resta abbastanza basso. Parte Ragusi dai 22. Il calcio è sereno in mezzo ai pali. Più 6 Prato. Di innescare i cavalieri, molto presumibilmente. Anzi no, Bernini. Bernini, Patelli, prova Patelli a trovare il break, c'è un sostegno subito interno da parte dello stesso Bernini, il Prato si fa molto pericoloso sui 5 metri a Rovigo, Patelli per Giovanchelli, Giovanchelli non riesce il riciclo immediato fortunatamente, però arriva adesso, attenzione Maestorovic da solo, arriva al largo, Ngaini, è la meta di Ngaini, è la meta in angolo di Ngaini. Parte Simone Ragusi, fortunatamente corto, per cui più 11. Simone Ragusi, classe 92, ex Accademia Federale e Accademia Ospreys. Parte Ragusi al piede. 14-0 Prato. La gioventù rossoblu in terza linea. Speriamo che il loro entusiasmo dia forza a questa squadra. Mischia. E qui vediamo che su un terreno un po' più secco riusciamo a mantenere anche un possesso. C'è un placcaggio alto sicuramente su Giovanni Nikerk. In quella parte di campo il terreno era sicuramente più migliore, ecco, più secco, meno fangoso rispetto alla zona centrale in cui la maggior parte delle mischie sono sviluppate, e qui abbiamo tenuto meglio, come potete aver visto. Tanto c'è un giallo per... E parlavamo di Ruffolo appunto. Forza Stefan. Stefan Basson porta i primi 3 punti a Rovigo, 14-3 al 53esimo. Per 10 minuti Rovigo sarà in un uomo in più. Quindi minuti importanti se vogliamo dare un cambio a questa partita. Ancora 4-5 minuti di power play, sarebbe molto interessante poter marcare. Intanto c'è un vantaggio qui, e Rovigo parte Matteo Ferro da solo, attorno al raggruppamento, va allo scontro, il fisico ce l'ha, la voglia ce l'ha. Ancora Rovigo con De Robertis, pallone in saccoccia, lì Guido per Ris Lenarduzzi, prova da solo. Andiamo a formare la rack. Lì attorno al raggruppamento, poche cose strane, cose semplici ed efficaci. Bravo Ris Lenarduzzi, è riuscito a trovare un buco interessantissimo. Molto bravo, la velocità e la reattività di questo giocatore è arrivato al rugby a 13. Ancora Lenarduzzi, purtroppo scivola, ritorna sui suoi passi. Proviamo ancora, Rovigo prende fiducia con Giovanni Nikerk. 16 nero fuori gioco. Comunque c'era un vantaggio, è stata ottima azione di Lenarduzzi. Lenarduzzi rispetto a Davide Duca ha meno esperienza nel ruolo, però una maggior capacità di attaccare la linea verticale. Stefan Basson la mette, sebbene da un punto di vista ottico sembrava quasi non fosse entrato l'ovale. Eh sì, di un non nulla entra. Sappiamo che di solito Ragusi calcia, per cui potrebbe essere ancora lui. Parte Simone Ragusi ed è stretta, per cui ancora più 8 sul Rovigo.
Vediamo l'ex Ospreys. Parte Ragusi in mezzo ai pali. Beh, questo è un errore grave che deve essere sfruttato. Questo è un errore grave che deve essere sfruttato da Rovigo. Per adesso nulla. Abbiamo bisogno anche di un punto difensivo. Intanto esce Bacchetti, entra Pedrazzi. Calcetto. Ed ecco qua purtroppo uno svarione difensivo. Parte Prato. Poteva essere un'ottima trasmissione al largo, così non è stata. Però il Prato è sempre ai nostri 22 e non riusciamo a toglierceli dalle scatole, sti toscani. Ancora Frati che apre. Un cross kick. Ecco qua, e c'è la meta del Prato in questo momento che va a segnare con Majstorovic. Era il remake della meta del Rovigo l'anno scorso, della settimana scorsa su Lubian, e stavolta Lorenzo l'ha subita, che dopo una settimana di felicità deve ritornare a testa bassa in ottica Mogliano. Intanto parte Ragusi, non la mette nemmeno questa. Sarebbe comunque buono portare a casa il bonus, sebbene alquanto difficile in questo momento, però insomma può capitare di tutto. Intanto viene punita ancora la mischia del Rovigo. E finisce il match fra Cavalieri Prato e VF MCZ Rugby Rovigo Delta con la vittoria del Prato per 19-6.